E come detto ad inizio puntata, un premio per la città di Treviso che a sua volta ha voluto condividerlo con Centro Marca Banca, il premio ritirato a Firenze nell'ambito del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Tutto nel servizio. Siamo ambasciatori dell'economia civile e siamo orgogliosi di questo grande riconoscimento. Il nostro obiettivo è creare valore, lo creiamo direttamente sul territorio attraverso il sostegno a famiglie ed imprese, quindi noi ci siamo e vogliamo promuovere lo sviluppo stando al loro fianco. La città di Treviso è ambasciatrice dell'economia civile, un premio conferito ogni anno a quei progetti che sono stati in grado di sostenere e stimolare il tessuto economico del proprio territorio. A meritare i riflettori puntati Treviso Found, un progetto voluto dall'amministrazione comunale e immediatamente supportato da Centro Marca Banca. Innanzitutto una soddisfazione enorme. Sapevamo che era una cosa importante, non abbiamo esitato ad affiancare questo elemento di supporto che arriva proprio da un momento di difficoltà. Un premio conferito dal Festival Nazionale dell'Economia Civile tenuto a Firenze, che ha selezionato Treviso Found come la migliore misura adottata a livello nazionale. Grande soddisfazione e grande orgoglio di poter essere stati nominati ambasciatori dell'economia civile al Festival di Firenze. Viene condivisa la soddisfazione ovviamente con Centro Marca Banca, che è stato il primo istituto di credito a credere in questo progetto. Non solo si sono visti i risultati, ma sono andati al di là delle aspettative. Quindi è un provvedimento che ha generato ricchezza per la città, liquidità per le imprese, ma che ha aiutato a crescere e a sopravvivere, a sorpassare questo momento di difficoltà a tutto il tessuto economico cittadino. Concretamente, Treviso Found si è presentato come un sistema di finanziamento agevolato, studiato ad hoc per dare ossigeno alle imprese e partite IVA in difficoltà a causa Covid-19. Abbiamo creduto fin da subito a questo progetto perché il nostro valore fondante è l'aiuto e aiutare vuol dire in questo momento difficile essere al fianco delle nostre imprese che sono veramente il motore dell'economia.